Giuseppe Scattareggia, titolare del bar Mille Voglie, comandante Maria Grazia Malfi. Peppe, come si fanno le crispelle? In poche parole, una ricetta rapida e veloce. La ricetta è semplicissima. Acqua, farina, zucchero, sale e lievito. E poi si mette l'uvetta, pasta, E poi si mette l'uvetta passa, l'acciuga, in base... nasce con l'uvetta passa, poi... Tempo di cottura? Quando Sempre diventano dorate. 8 minuti deve passare. Ma ragazzi, aggiunge qualcosina? Ha già detto lui, non devo dire niente. Pasticceria Bar Mille Voglie in via Nazionale Forte Marina di Giuseppe Scattareggia. I crispelli San Giuseppe. Siamo la signora Maria Amicale, da parte Sì, del comitato di San Giuseppe. Infatti con piacere, è stata una cosa bellissima veramente, coinvolgere tutto il paese che ha contribuito ed è stato disponibilissimo. Ricordiamo il comitato come è formato, la signora Maria Amicale, La signora Maria Amicale, la signora Anna Loi, la professoressa, e poi alcune ragazze, Jacqueline Farina, con la collaborazione di Graziana Italiano e di Benedetta Minutoli e di Salvatore Italiano. e di Salvatore Italiano. Poi la grande collaborazione pasticceria Mille Voglie, Giuseppe Scattareggia, Maria Grazia Sì, Malfi. bravissimi veramente. L'unione fa la forza. Sì, sì. Ricominciare è stato complicato o no? Perché mancava 3 anni di San Giuseppe. Un pochettino sì, perché non siamo più abituati a questo e dobbiamo ingranare di nuovo, riavvitarci. Complimenti ancora. Grazie, E viva San Giuseppe! grazie. E viva San Giuseppe. Reparto assemblaggio? Poi le crispelle vengono zuccherate. Auguri Giuseppe! Jacqueline e Graziana. Viene messo lo zucchero.